nipoti miei, mi scuso terribilmente per la mia assenza, ma alcune vicissitudini non si possono di certo purtroppo cambiare. Però bisogna saperla prendere con ironia, anche se ci sono brutte tempeste all'orizzonte. E un sardo in queste tempeste ci sa navigare molto bene se usa ironia, la tenacia che più di tutti lo contraddistingue, ma soprattutto l'ironia. L'ironia, quella non deve mai mancare, oltre che la volontà di sopravvivere alle brutte tempeste, ai tifoni, alle ventagliate che ti si possono andare anche addosso. Ma se un sardo è ironico e cacciarone, l'ironia e la volontà, beh, allora può superare tutto. Ed è proprio dell'ironia che voglio parlare, perché un sardo è ironico, parecchio ironico. Abbiamo parlato di tantissime frasi, ma una che effettivamente in questo periodo ti esce colendi, degoro, dal profondo del tuo cuore. Qual è? So dispiacere mio. Volete capire che cosa si tratta? E io ve lo spiego. Su dispiacere mio. Cosa vuol dire? Che dispiacere personale che mi stai dando. Atta dispiacere mio. Detto così è serio. Oh, il su dispiacere mio vuol dire che ti sta prendendo solennemente per il buco. Dispiacere mio si può usare in diversi modi. Ad esempio, una persona che ti sta perennemente sulla zona dei testicoli, che te li fa cascare puntualmente ogni volta che ti frega il parcheggio. Quel giorno non trova il parcheggio libero perché tu l'hai già occupato. E tu, scendo tranquillamente dalla macchina e lo vedi incazzato e dici: oh, su dispiacere mio, e bavari un'aglia. Oppure senti che un personaggio che pretende di avere il Nobel della pace viene solertamente scroccorigato dalla delegazione del premio Nobel e l'assegnano a una persona che ha fatto veramente delle cose belle. Ti parte dei colenti d'oro. Oh, su dispiacere mio, e poveri raga. E ce n'è tante di situazioni su cui su dispiacere mio entra solennemente all'interno della frase. Ma attenzione, perché le frasi, così come ho già detto, dette bene e ironicamente, possono far del bene, ma se dette nella maniera sbagliata possono avere un effetto nefasto, contrario, e di cui voi potreste pagarne le spese. L'ironia può salvare veramente il mondo. Pensateci. Se la vita viene presa con ironia nel giusto modo, allora tutti i pesi brutti possono essere tranquillamente sopportabili. E a quella persona che ha perso il Nobel della pace voglio dire questo: caricedo mio, non ti dà depisi pigai. Ma chi ti dà depisi pigai? Pigatinde su stampe su furoni, eh? E